Open Day oggi per scoprire eventuali carcinoma, tumori, insomma, che tipo di controlli fate, dottore Cantoni? Allora, oggi siamo qui all'ospedale di Agrigento, come dire la tana del lupo, cioè il punto dove veramente noi riusciamo a esprimere la prevenzione nella provincia di Agrigento, e l'abbiamo fortemente voluto nel nostro ospedale in qualità di ospedale capofila di tutta l'ASP di Agrigento, per espletare le procedure di secondo livello, cioè eseguire le colonoscopie, che sono l'esame di approfondimento dopo che viene fatto il test di primo livello, che è quello della ricerca del sangue occulto, dove i pazienti possono ritirare il kit nelle farmacie di tutta la provincia di Agrigento e effettuare questo primo test. Se positivo saranno direttamente dall'unità di screening prenotati a eseguire una colonoscopia completamente gratuita, eseguita con tutte le procedure adeguate alle linee guida europee del 2024, dove appunto la sedazione è il cardine principale, e le procedure direttamente di resezione nel 95-98% dei casi vengono eseguite direttamente, se necessario, alla prima colonoscopia. L'importanza della prevenzione. L'importanza della prevenzione sta insita proprio nella parola stessa, cercare di non arrivare al problema importante. Prevenire è meglio che curare, è una frase che abbiamo sentito dire 1000 volte, ma noi lo vediamo quotidianamente, soprattutto nel carcinoma del colon. Noi riusciamo a fare una prevenzione effettiva durante l'esame di approfondimento, perché la prevenzione non è tanto eseguire la colonoscopia, ma rimuovere il polipo, che è il terreno primordiale su cui si formerà un tumore. Io, come dico sempre ai pazienti, è come se voi aveste delle piccole bombe a orologeria dentro la vostra pancia, se le avete, e lo scopriremo con la colonoscopia. In quel caso noi andiamo a disinnescarle. Qual è, diciamo, la situazione attualmente? Lei gestisce un reparto, sono molti casi che si verificano, un dato statistico, insomma. Un dato statistico è abbastanza preoccupante, vediamo numeri esatti, non sono in condizioni di dirvene, ma vediamo una ripresa in provincia di Agrigento quasi ai livelli del nord Italia, un po' come tutta la Sicilia e tutto il sud Italia. Forse perché siamo riusciti negli anni precedenti con i colleghi del centro gestionale e dei servizi di prevenzione dell'ASL a sensibilizzare un pochino l'opinione pubblica, quindi forse si fanno più colonoscopie e quindi scopriamo più lesioni preventive o lesioni tumorali nelle fasi iniziali. E questo è proprio l'obiettivo dello screening, cercare di non portare il paziente a lesioni irreparabili, per cui anche se si trova un tumore in fase iniziale, o addirittura, meglio ancora, un tumore intramucoso, dove la resezione viene eseguita direttamente per via endoscopica, cioè questi pazienti non faranno chemioterapia, non faranno intervento chirurgico, non faranno radioterapia, quindi crollano un po' i cardini che abbiamo sempre conosciuto della patologia tumorale, cercando di rendere anche la provincia di Agrigento adeguata al 2024. Oggi qui Open Day, l'ora della prevenzione, è un momento importante per cercare, diciamo, di prevenire eventuali tumori nel nostro corpo e nel colon, ma anche un momento dedicato alle donne con un controllo alla mammella per eventuali tumori. Sì, come dico sempre io, è sempre l'ora della prevenzione. Noi siamo sempre aperti, insomma, tutto l'anno. Gli screening oncologici non si fermano mai e l'ASP offre gratuitamente 3 tipi di screening. Lo screening della mammella, che è rivolto alle donne di età compresa 50-69 anni, e lo screening del colon-retto rivolto a uomini e donne di età compresa 50-69 anni, e lo screening del cervicocarcinoma, che è rivolto alle donne di età compresa 25-64 anni. Oggi siamo qui presenti al PIO di Agrigento per fare promozione degli screening oncologici, e cioè la possibilità di effettuare direttamente la mammografia presso la diagnostica senologica. Diamo anche l'invito alle persone che si fermeranno per recarsi in farmacia per ritirare il kit, grazie a un accordo regionale con le farmacie. C'è anche un accordo regionale con i medici di medicina generale, che hanno l'importantissimo hanno un importante
compito, quello di consigliare, ecco, agli utenti, ai pazienti di effettuare lo screening, perché la prevenzione è assolutamente importante. In alcuni casi, quando si fa la coloscopia, ad esempio, oltre ad essere diagnostica può anche essere terapeutica, per cui l'obiettivo è quello di raggiungere, di trovare, se ci dovessero essere dei noduli o delle forme in fase iniziali che quindi sono facilmente asportabili, e questo migliora la qualità della vita. Cosa ne pensa di questa iniziativa? Come la valuta? Che consiglio dare anche ad altre persone per farli? Allora, io sono una paziente oncologica, quindi per me queste iniziative sono particolarmente importanti, sia perché onestamente anche nel campo dei tumori in generale la prevenzione fa una grandissima differenza, e sia perché poi noi come pazienti oncologici veniamo particolarmente attenzionati, per cui onestamente ci sentiamo coccolati dalle strutture, e mettendo la nostra vita nelle mani delle strutture e le strutture organizzando tutto ciò, e ci sentiamo anche più sicuri nei riguardi del futuro. Per cui io la cosa che consiglio a tutti onestamente, quando c'è qualcosina, il nostro organismo ci parla, noi sappiamo che ci parla, quando c'è qualcosina che non va, io dico sempre: è meglio una visita, un controllo in più, che può salvare una vita, che un controllo in meno. Per cui ottime iniziative, ed è un orgoglio che siano fatte anche ad Agrigento.